Era scritto, era scritto. Hanno giocato bene nel secondo tempo, era scritto. Allora, amici bellini, oltretutto certi altri amici mi hanno detto che amici bellini non gli piace. Allora devo pensare a un altro modo per chiamarvi. Ma se vi chiamo amici di Sfaccimma, voi vi offendete? Io la prenderei bene. Comunque, prima di cominciare, big shout out to Luigi della Vecchia, un altro amico che si è appropriato della tazza. Grande supporto per me, lo sapete, ci guadagno due lire, però mi fa piacere che qualcuno nel mondo tiene la tazza del caffè Napoli, è una cosa che mi fa piacerissima. Quindi va benissimo, andiamoci a vedere sta partita che non lo so, non lo so proprio, sono quelle trappolone, attenzione. Il capucchione che ha fatto Mario Rui, metto gel. Abbiamo visto dove Tutto abbiamo fatto gel. bene. Dai, ci sono tanti giocatori del Bologna che mi danno fastidissimo. Barro, Palacio, le solite cose. Yusai bene, questa sembra la chiave tattica finora. Il lancio su Yusai, che è il nostro più scarso, in profondità a prenderlo. È un buon lancio di Yusai. Attenzione, rigore, ma rigore tutta la vita. L'ha agganciato, ragazzi. Dai, lo vedi. No, non si appoggia, fanno piede e piede. Il contatto è minimo. Quando è nel Napoli il contatto è minimo. 3 rigori tutta la stagione. Vabbè. Manolino, sass. Bravo, Yusai. No, Zielinski sei impazzito. Maronna mia, Yusai. Maronna mia, mi sento male. Fazzolettino di Sfaccimma, a voi. Non c'era questo calcio d'angolo, eh? Maronna mia, lo sapevo su lì. Vogliamo vedere le linee. Noi tifosi del Bologna vogliamo vedere le linee. Bravo Demme. Dai Politano, fammi vedere Nufat. Bello. No, più facile. Esatto, meglio così, va bene. Vedi che non devi per forza rientrare sul sinistro. Se fai queste cose qua mi ricredo e puoi essere una buona riserva. Mamma mia Milik, schifo. Ti ho visto bene, bello vivace all'inizio. Questa è una delle cose che non ci piacciono, eh? Dai Ciucchi. L'ha fatto bello. Non mi aspettavo che si riuscisse a girare. Bene. Si è girato in un attimo. Un po' di fazzolettino per gradire. Ma quante botte che deve prendere Lozano. Attenzione, maronna mia. Cazzo. Milik! Ma io Milik quando gli tiri la palla addosso è una roba che non si è mai vista. Cioè, è proprio il suo punto forte. È incredibile. O non la prende proprio, o fa fallo sull'avversario. Non ho mai visto. Noi perché non abbiamo mai giocato palla lunga su di lui, che non abbiamo mai visto come è scarso su questo fondamentale. Con velocità, con forza. Cioè, Yusai ha tentato una spallata per... è carutissimo. Mamma mia, fazzolettissimo! Butta, arriva, ma buttala forte! Proprio Sfaccimma oggi, eh? Politano si prende un altro più. Perché noi non abbiamo i paraocchi. Noi non facciamo giudizi trancianti per sempre. Se il giocatore gioca bene, gioca bene. Giocano a chiavi che lo diciamo. Chiunque esso sia. Mamma mia, che ha combinato, che schifezza! Mamma mia, non l'ho mai visto una schifezza del genere! Vedi quante palle ha perso Zielinski fino a mo'. Certo che qua un mini rigorino, eh. Oddio, non ce ne hanno dati di molto più evidenti, quindi non mi aspettavo questo qua. Ma figuriamo. Ma che significa non è sembrato così? T'ha toccato over, ti ha fatto cadere. Rigore. Perché questa giustificazione io non capisco? Ma non mi sembra probabilmente. Ma che è probabilmente? Basta! Bravo Politano, stai prendendo la palma del migliore in campo. Questo è un anti-autogol geniale. Ma Yusai, sì, ok, è scarsa, è tutto quello che volete voi. Però, quando fate le cose buone, perché non esaltarlo? Vediamo, per esempio. Il problema che sta avendo Yusai, fatemelo dire, è che Lozano non fa quello che fa Insigne. Quindi su quella fascia lui è rimasto solo. Chiaramente Insigne aiuta il terzino fino alla bandierina. Lozano non lo fa. Guarda Yusai come ci mette. Vedi come ci mette impegno. No, non mi interessa. Potito, non mi interessa. Grande partita, parecchi errori, ma anche tante cose buone. E ce l'hai! Che peccato! Se l'era preparato bene. Guardala che meraviglia! Zielinski malissimo! Non ne hai azzeccata una oggi. Mamma mia!
Però devo dire che se lo meritano. Tirate delle linee, tirate delle linee. Yes! Resta in campo Zielinski, strano, perché ha giocato malissimo. Però Elmas era sparito nel secondo tempo, quindi posso anche capirlo. Però, bravo, mamma mia. Mamma mia, questa è sfaccimma d'autore. Sfaccimma d'autore! Madonna mia, fai gol su questa roba qua. Dai che Gerardo Marino ci fa pariare. Mannaggia miseria. Era scritto, era scritto, era scritto. Hanno giocato bene nel secondo tempo, era scritto. Mamma mia che ha fatto, mamma mia. No, ma meritano, meritano. Che caciara che fanno questi, eh? Sembra che stanno in casa. Ma non la fate battere a Manolas, la... Madonna mia santissima! Cazzo, Mertens, dai! Ci è andata bene, diciamolo subito. Ragazzi, in conclusione, ci hanno fatto il culo così. Bisogna dirle certe cose. Non ricordo parate di Skorupski, me la rivedrò per essere sicuro così, ma non credo siamo stati pericolosi mai. Nonostante un'ottima partita di Politano, nonostante un Lozano vivace. Sì, le parate su Lozano di Skorupski, ma poca roba, non pericolosi, mai quella cosa che tu dici, sta facendo i miracoli. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma poi, mamma mia, siamo spariti completamente dalla circolazione, abbiamo subito il pressing altissimo del Bologna, fazzolettini di Sfaccin, male proprio, poi anche cose bellissime, egregie, gli scambi velocissimi così, però poi tre quarti mai pericolosi. Allora c'è un po' di presunzione, forse un po' di leziosismo. Questa è una cosa che io mi devo calmare un attimo e devo fare una approfondita analisi domani con pagelle che saranno complicate, quindi lasciate un like, lasciate la sottoscrizione, lasciate pure la campanella. Avete sentito il rumore della campanella? Lasciate la campanella perché qua bisogna approfondire, non riesco a parlarne subito. Questa è solo la reazione che è già troppo lunga. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Attenzione, così non va.